Buon pomeriggio dallo stadio comunale di Bagheria, un saluto da Davide Sgroi e da Sportisidi. Stanno entrando adesso in campo le due squadre, Bagheria e Margheritese, partita valevole per la 14ª giornata del girone A di promozione, la prima del girone di ritorno. I padroni di casa cercano i 3 punti per rimanere aggrappati alla vetta, aggrappati al Montelepre che dista soltanto un punto, addirittura per scavalcarli, almeno momentaneamente. Gli ospiti arrivano dalla provincia di Agrigento, sicuramente non in vacanza ma per conquistare punti importanti per uscire dalle zone calde della classifica. E andiamo a leggere rapidamente le due formazioni di entrambe le squadre, con i padroni di casa che si schierano con Cagnina in porta, poi Costa, Bartoloni, Di Giorgio, Florio, Perricone, poi Fiorentino, Gallina, Stassi il capitano, poi Caracappa e Giglio. La Margheritese invece in un completo bianco-rosso che risponde con Longo, Cascio, Acur, Cannova, Castiglione, Maniscalco, Ciancimino, Messina, Zinna, Lupo, Pisciotta e Guerrera. Padroni di casa sempre in completo nero-azzurro. Vediamo chi andrà a giocare il primo pallone di questa partita, assenza importante per i padroni di casa è sicuramente quella di Raimondo Lucera, squalificato oggi capocannoniere del Bagheria. Tanto verrà osservato un minuto di silenzio che osserviamo anche noi, ovviamente per correttezza. Terminato il minuto di silenzio, giocheranno il primo pallone gli ospiti della Margheritese, che attaccheranno da sinistra verso destra dei vostri schermi, ovviamente da destra verso sinistra invece risponde il Bagheria. Sul pallone Lupo si aspetta soltanto il fischio del direttore di gara per cominciare questo match importante per entrambe le formazioni, sia a livello di classifica sia per cercare di aprire al meglio questo girone di ritorno. Aspettiamo soltanto l'ok del direttore di gara. Arriva adesso il fischio e si può cominciare con un Lupo che ha già giocato all'indietro da Pisciotta, che gira il pallone, cerca il pressing alto subito il Bagheria per andare a riconquistare. Lo ha fatto Perricone, primo colpo non proprio correttissimo in mezzo al campo e primo fallo fischiato a favore del Bagheria. Se l'è conquistato Di Giorgio, sempre lì davanti alla difesa, il numero 4 instancabile per i neroazzurri, e c'è sul pallone Perricone pronto a battere. Si deve però aggiustare il punto di battuta. Gioca Perricone, vediamo se va corto. Sì, proprio da Florio. Lancio lungo a cercare Giglio. Di poco non è arrivato la destra del Bagheria, è uscito bene Longo, che chiede alla squadra di salire, voleva
il pallone corto. Pisciotta era venuto incontro per ricevere. Il capitano della Margheritese preferisce il lancio lunghissimo, longo, complicato però da gestire per l'esterno sinistro della Margheritese. Allora facile per Costa, che ha già battuto da Florio, riceve ancora il pallone il terzino destro dei padroni di casa. Ancora Florio, Bartoloni qui a sinistra, stop di petto facile, può guardare avanti, si ricomincia da Florio, lancio lungo, sempre a cercare il taglio di Giglio. E già questa una giocata importante cercata per la seconda volta dai padroni di casa. Cerca sempre il lancio verso il numero 11 che cerca di tagliare alle spalle della difesa della Margheritese. Poi non è riuscito Fiorentino a tenere in campo il pallone, proprio lui a pressare adesso Pisciotta, che poi ha giocato sponda di lupo. Ancora Pisciotta, non gira il pallone subito, lo fa adesso, rimpallo per Ricone, poi Florio a spazzare in cielo, si è aiutato troppo con le mani Stassi, il capitano del Bagheria, che ha fatto fallo, però è rimasto a terra dall'altro lato del campo dopo lo scontro proprio non felicissimo con Perricone. Zinna, il numero 9 della Margheritese, si rialza adesso proprio aiutato dall'uomo con cui ha avuto lo scontro. Si tratta proprio di Perricone, si rialza Zinna dolorante, zoppica il 9 della Margheritese e si può giocare Vaccascio lungo proprio ancora a cercare Zinna che fa la lotta. Si è ripreso bene Bartoloni, però è riuscito a spazzare. Ancora il 27 che gioca da Florio dopo il tocco all'indietro. Perricone, Bartoloni, ancora il 27 che sposta sempre il pallone verso il centro del campo, non conduce con il mancino ma con il destro. Ancora il 27 a prendere campo, cerchio il centrocampo adesso, grande palla per il suo capitano che allarga verso Gio, può puntare il diretto avversario. Gio rientra sul sinistro come al solito, sempre sul suo piede, non è riuscito però a servire l'inserimento di Costa, ha perso forse un tempo di gioco Giglio in questa occasione. Ancora una volta un altro giocatore della Margheritese a terra dall'altra parte del campo rispetto a dove si era sviluppata l'azione del Bagheria. Abbiamo visto di chi si tratta, forse di Messina, che si rialza proprio in questo momento. Sì, è proprio lui. Lo vedete, zoppicante, maglia numero 8. Si è rialzato anche lui, però si è ripreso. E allora Longo può giocare ancora una volta lungo verso Zinna. Stavolta invece prova a saltare Lupo. Alle sue spalle Florio, elegante, grande stop. Costa si abbassa di Giorgio per ricevere, preferito Cagnina. Ancora il portiere in maglia 90, Costa si abbassa di Giorgio, ancora una volta ignorato anche Gallina. Si va proprio adesso a cercare il 32 che però sbaglia uno dei primi palloni della sua partita. Lupo, qui gran giocata del giocatore in maglia 10 di Giorgio, spende il primo fallo del suo match. Mi fa attenzione lui, che è uno che pressa tanto l'uomo, sempre al limite, rischia di fare tanti falli nel corso del match. Non deve farsi ammonire subito. Giro palla della Margheritese che gira con Castiglione. Pisciotta di prima a cercare il lancio lungo, lotta Bartoloni, saltato, non c'è calcio di rigore su Cannova. Secondo il direttore di gara sembrava anche da qui un semplice contrasto
di gioco, giusta la chiamata del direttore di gara a mio avviso. Fatto sta che però Cannova ha guadagnato un ottimo calcio d'angolo che andrà a battere Lupo. Va il 10, il ragazzo del 2004 dalla bandierina. Sono salite le torri, dentro il pallone, fuori, spazza Costa. Adesso ancora però rimessa laterale in zona offensiva per la Margheritese. Va Cannova con le mani, si muove Messina, si muove Zin, preferito proprio Messina, che col tacco cerca di chiudere il triangolo. Gallina per la porta, si deve appoggiare, intelligente da Perricone che guarda avanti, è una finta, servito corto Bartoloni, ancora lui verso il centro del campo da Di Giorgio che mette sempre ordine e gira da Costa che ha spazio, non punta il diretto avversario ma ricomincia da Florio. Gallina, palla un po' complicata, riesce comunque a gestirla e a giocarla verso Perricone che non velocizza, nessuna fretta in questi primi minuti iniziali per il Bagheria. Gallina, tocco poi di prima a lanciare verso Gio che ha acceso il motorino, il numero 11 guadagna rimessa laterale sul pressing di Ciancimino. Mismatch fisico evidente tra il 6 della Margheritese e Gio. Rimessa laterale battuta da Costa. Fiorentino, sponda ancora il numero 21, forse una gamba tesa. Pisciotta recupera e spazza via più lungo che può. Zin da pressare Florio, non c'è nulla secondo il direttore di gara e allora si ricomincia da Gallina. Ciancimino con tanto spazio, è salito Bartoloni nella sua posizione, cercato il lancio lungo a servire Gio, uscito Long con facilità farla sua e a giocare corto proprio da Ciancimino. Adesso Pisciotta, pressing alto dell'altro numero 4 Di Giorgio, Longo va a lungo, Fiorentino a saltare e a recuperare. Costa cerca di gestire, mette il corpo davanti ma la perde. Lupo, altro pezzo di bravura. Poi arriva Gallina però a spazzare via in rimessa laterale. Si cerca sempre Lupo. Zin toccato, non c'è fallo ma soltanto rimessa laterale per la Margheritese che però continua a mangiare metri, si avvicina sempre di più alle parti di Cagnina. Con le mani va Guerrera, incontro Zin, fa invece la sponda, ancora se l'è guadagnata la rimessa laterale Guerrera dopo la sponda di Lupo. Ancora una volta lui con le mani, sempre a cercare Zin, il pallone passa, l'ha chiamata Cagnina, ma che rischio perché stava arrivando Cannova, l'ha lasciata giustamente Perricone dopo l'urlo del suo estremo difensore. Piccolissimo spavento per il Bagheria, ha già il pallone fra i piedi di Giorgio che può gestire da Florio. Ancora lui da Costa, alza il pressing la Margheritese, allora si cerca il lancio lungo, pallone perso, riconquistato proprio da Di Giorgio. Castiglione alza troppo, il pallone però passa, la finta sinistro alto, completamente sballato da parte di Stassi, che però aveva avuto la prima grande occasione del match per il Bagheria sul suo mancino. Sparato alto nell'1 contro 1 con Castiglione, aveva abbastanza spazio in realtà Stassi per avanzare, invece ha cercato la finta col destro sul mancino, sparato però alto. Gioca corto Longo,
po' di lamentele da parte dei padroni di casa. Lupo, alta, gran giocata con mezzo tacco, mezzo esterno, mette giù benissimo lo stop da parte di Caracappa, che ha messo giù un pallone complicato per far ripartire l'azione del Bagheria. Fiorentino, esterno sinistro, a cercare il suo capitano, ancora Stassi però non la tiene. Allora Pisciotta, arriva Fiorentino a riconquistare Stassi, destro, e prima risposta di Longo, grande occasione per il Bagheria. Qui Perricone era andato bene in anticipo su Zin, si lamenta con le direttore di gara, è stato però fischiato fallo. Insorge la panchina del Bagheria, che non è per niente d'accordo. Secondo loro Perricone aveva fatto un bell'intervento in anticipo, non è d'accordo però invece il direttore di gara, che ha fischiato fallo. Allora possesso margheritese, che adesso cerca di arrivare ai rigore. Florio ha fatto ancora una volta fallo. Secondo il direttore di gara si è già accesa la partita dal punto di vista dei contrasti, dei falli. Deve rischiare ancora il Bagheria con questo fallo di Florio, lato corto e l'area di rigore quasi dentro l'area, nel contrasto con Guerrera, un po' rischiato. Il centrale del Bagheria, c'è già Pisciotto sul pallone, salgono le torri della margheritese, ci sono in area Cascio, Akur, Zin come sempre e Messina, adesso anche Cannova. Lupo invece sta al limite dell'area per aspettare la ribattuta. Chiama forse lo schema il capitano degli ospiti. 3 in barriera per Cagnina, batte Pisciotta, presa in pieno proprio la barriera costruita dall'estremo difensore del Bagheria, colpito in pieno Fiorentino. Gioca ancora con le mani Pisciotta, no, si ferma saggiamente, lascia a Guerrera, sono tutte sue da quel lato. Ovviamente le rimesse laterali, è venuto incontro Lupo, che si lamenta un po' con il compagno, la voleva giocata subito. Akur sponda, Guerrera dentro a cercare Cannova sul secondo palo. Cagnina, non era facile questa uscita per il numero 90 del Bagheria, presa ottima però per far ripartire e dare un altro possesso ai suoi, con Florio che gira, tanto spazio per Bartoloni da questo lato, preferisce però ricominciare da Cagnina. Non si è fidato di quello spazio orizzontale il centrale del Bagheria. Caracappa prova a saltare, non arriva neanche Stassi. Adesso Di Giorgio, Cannova, avanza il numero 11, poi si deve fermare e giocare ancora all'indietro. Sempre l'11 in possesso, puntato Bartoloni, chiesto il triangolo a Lupo, dentro ancora Cannova, il destro di Messina, sfiora il vantaggio la margheritese con un'azione ben costruita qui sull'out di destra, con Cannova che aveva scambiato alla grande con Lupo. Poi Messina praticamente nell'area piccola di Cagnina ha sparato alto, poteva e doveva sicuramente far meglio il numero 8 in questa occasione, ma sono arrivate finalmente le palle gol. Da un lato Stassi, dall'altra Messina si è forse accesa adesso la partita. Sono state entrambe importanti e pericolose queste occasioni. Qui Fiorentino sposta su Guerrera, che lo mette giù e fa fallo, fa respirare un po' il Bagheria dopo lo spavento di qualche secondo fa, perché sul destro di Messina c'era il possibile vantaggio dei biancorossi. Graziati, Stassi, sbagliata completamente la sponda. Akur a riconquistare, avanza il numero 16 e alza su Lupo, chiude Florio. Guerrera, non arriva Pisciotta, arriva però Stassi a riconquistare, poi mette il corpo davanti Giglio e guadagna calcio di punizione. Prende ancora qualche metro davanti il Bagheria, che però non deve addormentarsi
soprattutto in quei palloni tesi forti in area di rigore, e non lasciando quello spazio fra le linee al Lupo. Abbiamo visto, è molto bravo nelle sponde, nei primi tocchi, ha già fatto 2 o 3 giocate veramente belle. Qui spazzata più lunga possibile per Ciancimino, che cerca di levare ogni problema dalle parti della sua area di rigore. Costa qui l'ha tenuta in gioco Florio Gira. Lunga verso Stassi, posizione regolare del numero 9, che era passata ancora una volta alle spalle di Ciancimino. Stavolta ha chiuso Cascio e calcio d'angolo allora per il Bagheria. Caracappa dalla bandierina, carica col destro, dentro con la testa, palo pieno di Di Giorgio, poi Perricone sulla sponda, batti e ribatti l'area di rigore. Di Giorgio sfiora il gol del vantaggio per i padroni di casa con un colpo di testa bellissimo a longo battuto, palo pieno del numero 4 che si dispera ancora lì in mezzo. Lo vedete, aveva impattato molto bene, è mancato qualche centimetro per sbloccare questo match. Qui ancora Perricone a chiudere, Messina forse con un po' troppa fretta, Cannova, è uscito Cagnina. Bartoloni, Di Giorgio ancora da Perricone, la stava sbloccando il Bagheria, c'è mancato veramente poco. Proprio lui a giocare il pallone, Di Giorgio verticale verso Stassi, e qua controlla bene, fa un buon lavoro di sponda, di protezione palla per far correre Giglio, che accelera, prende il motorino, il numero 11 sul fondo, dentro. C'era forse un tocco col braccio di Ciancimino, che ha rischiato tantissimo con questo braccio mezzo largo, mezzo attaccato al corpo. Poi Caracappa ha sparato alto, ma attenzione a Bagheria che ha ufficialmente alzato i giri del motore. Palo di Di Giorgio prima, occasionissimo adesso con Giglio che è andato sul fondo, ha messo dentro, toccato col braccio Ciancimino, grande rischio. Stassi qui ancora spalla alla porta, cerca lo spazio per andare a calciare, a scorrere sul fondo Longo, che però sembrava sulla traiettoria del pallone, e si può già giocare con Pisciotta che gestisce e ritorna al suo numero 1. Ancora Pisciotta, che rischio su Caracappa, traversa piena, arriva Stassi, fuori gioco, ma quante proteste, ma un fuorigioco a mio parere forse inesistente, perché non l'ha presa Caracappa, forse l'ha toccata Cascio. Non si è capito se c'è stata o meno la deviazione di Cascio. Tantissime proteste, però l'aveva sbloccata Stassi. Si lamenta la panchina del Bagheria, soprattutto il Sergio Masello. Tante proteste, fatto sta che non la sblocca Stassi, non la sblocca il Bagheria, si rimane 0-0, ma che rischio che si è preso Pisciotta, che rischio. Qua dall'altro lato il numero 4 di Giorgio a far fallo. Lupo con spazio, serve Messina, posizione irregolare già segnalata
dal guardalino, che ha alzato subito la bandierina sul taglio di Messina alle spalle di Perricone. Urlo storziato in gola comunque per il Bagheria, che pensava di essere andato in vantaggio. Qui Caracappa, gran giocata per Giglio che accelera, passa su Guerrera e attenzione al colore del cartellino. Giallo, solo giallo per il numero 13, che però ha rischiato tantissimo, e questa la giocata che fa sempre il Bagheria. Tocco centrale per il lancio di prima di Caracappa, di Di Giorgio, di Gallina, sempre a cercare Giglio, che è un fattore importantissimo sull'out di destra offensivo dei neroazzurri. A maggior ragione oggi viene sfruttato, data l'assenza di Luciano dall'altro lato. Giglio fino a questo momento 23 minuti di gioco è un fattore. Vediamo se riuscirà anche a timbrare il cartellino. Se l'è guadagnata, la vuole calciare proprio lui. Tanti in barriera per Longo, che forse non vede nemmeno partire il pallone. Praticamente tutti in area quelli del Bagheria. Trattenuto Di Giorgio, che forse da un colpo non ravvisato però dall'arbitro, per sua fortuna. Nervi tesi sicuramente fra Castiglione e Di Giorgio. Si trattenevano i due, un po' esagerato forse Di Giorgio, per sua fortuna non ha visto nulla. Il direttore di gara rimasto a terra Castiglione, a cui adesso serviranno sicuramente le cure mediche. Si può ripartire adesso dopo l'uscita dal campo di Castiglione, che non le ha sicuramente mandate a dire a Di Giorgio. Adesso però Margheritese con l'uomo in meno attacca il Bagheria. Fiorentino, pallone a cercare Stassi, andò via dalla difesa della Margheritese, e allora riparte l'azione dei neroazzurri con Di Giorgio che gira verso Costa. C'è forse bisogno addirittura di un cambio per Castiglione. Vediamo, perché è ancora fermo lì dietro la porta. Gallina in qualche modo la riesce a tenere. Caracappa per Bartoloni, punta dell'avversario, mette dentro un gran pallone. Non è arrivato con la punta Fiorentino, nemmeno Stassi alle sue spalle. Forse però ce la fa Castiglione, che sta cercando di tornare a centrocampo per poter rientrare. Lungo, Longo, tocco di Akraf, poi lungo a cercare Zin, il tocco di Lupo, attenzione a Perricone che prende il giallo, chiedeva addirittura una sanzione peggiore. Pisciotta, che come vedete adesso arriva a protestare con il direttore di gara.
Si spiegano i due, ma ha rischiato tanto Perricone perché se n'era andato Zinna, volava verso la porta di Cagnina. Giallo per Guerrera da un lato, giallo per Perricone dall'altro. Due grossi rischi corsi dal punto di vista dei falli per entrambe le squadre. Sicuramente un'occasione importante per la Margheritese e 2-3 per il Bagheria, soprattutto con il palo colpito da Di Giorgio, che stava per sbloccare il match. Adesso punizione per la Margheritese, c'è Ciancimino sul pallone. Col suo mancino sistema la barriera Cagnina, che ne vuole 4. Chiede la giusta distanza Ciancimino, si lamenta con il direttore di gara, però dice che va bene così e allora può andare il centrale della Margheritese con il suo mancino. Carica, sinistro, girare. Che brivido per Cagnina, che però forse sembrava sulla traiettoria del pallone, ma sinistro educato anche per il centrale difensivo della Margheritese, un po' alla Materazzi, mezzo al centrale mancino che batte i piazzati. Ha rischiato di prendere il bersaglio grosso Ciancimino e adesso può ripartire l'azione dall'altro lato, sempre con Giglio, area di rigore, scarico all'indietro, non arriva Stassi, che però adesso riconquista su Cannova. Brutto colpo preso dal capitano del Bagheria, che conquista adesso una punizione importante dal limite dell'area. Eravamo pochi secondi fa dall'altro lato completamente del campo con una punizione al limite per la Margheritese. Adesso siamo completamente dall'altro lato. Costassi che è riuscito a guadagnare questo calcio piazzato. C'è ancora il capitano per terra, rialzato da Di Giorgio, ma Caracappa ha già sistemato il pallone. Vuole andare a batterla lui. Vediamo se il suo destro sarà pericoloso come il mancino di un minuto fa, poco meno, di Ciancimino, se sarà addirittura meglio. 4 in barriera per Longo. Ha contato i passi Caracappa. Carica destro a girare di Caracappa, che però non ha cercato di alzare sulla barriera, ma ha cercato più il palo di Longo. Ha completamente sballato il destro del numero 19, che non ha impattato bene il pallone. Adesso va a lungo dopo qualche secondo di discussione Longo. Perricone a spazzare verso Giglio, Ciancimino bene con la testa, poi Stassi voleva far correre Gallina, che comunque si impegna. Il pallone non arriva sul destro di Messina. Bartoloni solo per un attimo, poi Di Giorgio saltato. Messina a far correre Zinna, è salita però benissimo la linea difensiva del Bagheria. Gran chiamata da parte delle guardalinee sotto la nostra postazione, perché ha seguito benissimo la linea delle Bagheria, che è salita all'improvviso e ha lasciato Zinna in posizione irregolare. Tante proteste da parte di Messina, che però ha tardato di qualche secondo il pallone. Qui Giglio ancora dentro a cercare Stassi, poi Messina proprio
con la testa a cercare Lupo. Florio ad anticiparlo con un grande stop. Fiorentino controlla col mancino e serve Gio. Catena mancina, quella del Bagheria, il pallone arriva dentro. Caracappa era salito in cielo con la testa, anche se non è proprio il suo mestiere quello di andare a colpire in questo fondamentale. Era stato comunque importante qua Di Giorgio, mangia Pisciotta e stava per rendere pericolosissimo questo recupero palla del Bagheria, che comunque continua a pressare alto. Fiorentino guadagna ancora un'altra rimessa laterale, ma quanto è importante Di Giorgio quando va a pressare il mediano opposto, ancora qui in contrasto con Pisciotta. Ha allargato forse troppo il braccio e ha fatto fallo. Si va a spiegare qui con il capitano della Margheritese, ma Di Giorgio qualche secondo fa aveva rubato un pallone pericolosissimo al limite dell'area avversaria proprio a Pisciotta, con cui è andato adesso in contrasto, e quella sì che sarebbe potuta essere un'occasione super importante. Qui Costa ha già battuto verso Gio, gli rimane un po' il pallone sotto, Guerrera a lottare, poi aiutato da Kur che è messo giù, preso un colpo il giocatore in maglia 16 a Kur, che adesso si rialza con l'aiuto di Capitan Stassi. Guerrera con le mani, più lungo che può, salta sempre Di Giorgio con Akur, poi Gallina per un attimo ancora Di Giorgio, stavolta il pallone però arriva a Pisciotta che gira, Cannova si impegna sul pressing di altissimo di Bartoloni, la tiene comunque. Lupo si è portato fuori il giocatore in maglia 10, poi Perricone voleva batterla subito senza neanche aspettare Bartoloni, infatti lo fa e gioca da Di Giorgio che gira bene da Fiorentino. Avanza il numero 21, punta in surplus e va sul suo mancino come sempre, poi alza lo scavettino verso Stassi, chiesto il triangolo, Fiorentino col sinistro svirgola, ma era stata costruita bene questa azione del Bagheria con la sponda di Stassi per Fiorentino. Pallone però terminato fuori. Giocato all'indietro Lupo, poi Akur non ha controllato Florio, ha riconquistato Di Giorgio, ancora a lottare con Pisciotta, si rinnoverà spesso durante tutto il corso del match questo duello tra numeri 4. Gallina, ancora Di Giorgio che prepara il traversone, è uscito puntuale Longo. Lancio lungo, si cerca Messina, salta Perricone, poi Pisciotta, Bartoloni con la testa ancora a mandar via, Di Giorgio solo per un attimo, Castiglione, poi Zin lotta Perricone, recupera Florio, Di Giorgio a cercare di far ripartire il contropiede, stavolta però Guerrera anticipa ogni movimento di Gio perché sa che è quella la prima giocata che pensa sempre il Bagheria, e lancio lungo a cercare Gio. Qui non controlla Florio, allora si spalanca il campo per Zin, accelera il numero 9, punta Perricone, area di rigore per Zin, sposta sul destro, si deve fermare, ritorna sul sinistro, Perricone lo aspettava proprio lì al varco e chiude in rimessa laterale. Sempre Guerrera con le mani nell'out mancino, Lupo a controllare, a mettere dentro col sinistro, Costa spazza via e calcio d'angolo
per la Margheritese, che si rivede in zona offensiva dopo un forcing durato almeno una decina di minuti da parte del Bagheria, oltre a quella punizione in mezzo da parte di Ciancimino. Adesso va Lupo dalla bandierina, sono salite le torri dei biancorossi. Lupo mette dentro il traversone, Stassi piazzato bene sul primo palo a mandare via. Cannova a lottare con Fiorentino, che vince il rimpallo, ma ovviamente la rimessa è per la Margheritese. Messina, rimpallo contro Gallina, poi qualche parola di troppo contro Fiorentino, parte il cross di Cannova, non se le mandano ancora a dire Messina e Fiorentino. Interviene il direttore di gara, ma si può giocare con Costa che può già gestire. Lungolinea Gio, guarda il centro del campo, il numero 11, poi accelera, puntato Guerrera, saltato ancora una volta per l'ennesima volta in questo primo tempo. Caracappa voleva farlo correre ancora, non si ferma mai Gio, ma il campo è finito. Può arrivare ovviamente in questa occasione il numero 11, allora può già battere Longo verso Guerrera. Zinna incontro, ancora una volta anticipato dal solito Perricone. Ciancimino non perfetto con la testa, mette giù Caracappa, appoggio verso Stassi che sposta sul mancino, area di rigore sinistro, poi ancora lui non è riuscito a calciare. Di Giorgio messo giù, Gallina a giro, colpito in pieno Pisciotta, volevano forse un calcio di rigore i padroni di casa. Lupo toccato duro, il direttore di gara era lì, non c'è niente. Messina verticale verso Zinna, facile per Perricone. Gallina, fallo di Lupo. Può giocare Perricone. Costa, lo spazio può avanzare, poi Giglio toccato duro da Akur. Calcio di punizione, si avvicina come sempre Caracappa, batte praticamente tutti lui, i piazzati rimangono Bartoloni e Di Giorgio stavolta come ultimi uomini. Prima però di testa Di Giorgio ha sfiorato il vantaggio da calcio d'angolo e infatti adesso sale, si stacca Gallina al suo posto, gioca Caracappa dentro il pallone con la testa Stassi solo per un attimo, poi Florio appostato sul secondo palo mette il corpo davanti, fa scorrere in rimessa laterale. Con le mani Bartoloni, movimento di Caracappa, per il resto molto fermi compagni del 27. Trovata la sponda di Di Giorgio, servito ancora il numero 4 che va sul secondo palo, non perfetto Longo, Perricone alza, ma era molto complicata questa giocata per il centrale difensivo del Bagheria. Non perfetta però l'uscita di Longo, che ha rischiato tantissimo. Sta cercando di perdere tempo come può Longo, adesso richiamato dal direttore di gara. Non sono d'accordo Ciancimino e Pisciotta che vanno a protestare, che a loro detta non ne stanno perdendo tempo, stanno cercando soltanto di decidere chi avrebbe battuto il rilancio. Già riconquistato però il possesso dalla Bagheria con Perricone che gira da Florio. Ancora lui, Gallina incontro, stavolta
non va a cercare la giocata di prima verso Gio, che era stata ben coperta da Guerrera. Quella di Giorgio a scambiare con Florio. Gallina di prima bene, stavolta liberato Costa con spazio. Stassi si è allargato, non è lui che attacca la di rigore. Il pallone all'indietro per Caracappa. Fuori gioco. No, che non ha chiamato fuori gioco il direttore di gara, ma ha chiamato simulazione per Caracappa, che si è lasciato troppo andare. Secondo l'arbitro, che non c'è cascato, va però una bella palla in area di rigore il numero 19, che non è d'accordo. Fatto sta che è stato caricato di un giallo. Akur, Lupo non arriva, Costa gestisce Florio a ricominciare da Cagnina. Ancora Florio, si alza Bartoloni, preferito sempre Costa. Giglio si stacca con spazio, sovrapposizione puntuale di Fiorentino, arriva sul fondo, entra adesso in area di rigore col destro. Caracappa anticipato solo per un attimo, poi Gallina sposta bene, allarga a cercare di Giorgio, rimpallo, il pallone arriva a Stassi, che svirgola completamente col mancino, ma c'era posizione di fuorigioco, si è forse anche fatto male il capitano del Bagheria, che si rialza soltanto adesso. Gioca lungo Ciancimino, Cannova con la testa ad anticipare bene Bartoloni, Messina per Zinna, gran velo, si inserisce Lupo alle sue spalle, è uscito bene Cagnina, che ha capito come sarebbe andata l'azione con qualche secondo d'anticipo e ha anticipato alla grande l'inserimento di Lupo sull'ottima idea di Zinna, che aveva fatto scorrere alla grande il pallone proprio per aspettare l'inserimento del suo numero 10. Qui Akur fa perdere forse un contropiede importante alla Margheritese. Poi ancora una volta chiamato fuori gioco a Lupo. Sale sempre bene, sempre puntuale la linea del Bagheria per cercare la Margheritese di gestire meglio questi lanci lunghi, soprattutto sui terminali offensivi, non farsi trovare in posizione irregolare. Qui Pisciotta ha messo giù Caracappa, Florio vuole battere subito da Bartoloni, c'è però punizione da ribattere per la palla in movimento. Batte Perricone, la chiamata Costa è arrivata. Incontro Giglio, sovrapposizione ancora di Costa. Giglio però attacca il centro del campo, porta lì Stassi, toccato duro. Non c'è fallo su Stassi, ma su Giglio, che quando ha scaricato il pallone per il suo capitano è stato messo giù. E allora calcio di punizione non da dove l'avrebbe voluto il Bagheria, quindi praticamente a ridosso dell'area di rigore, ma qualche metro più indietro. Vediamo chi andrà a battere, sembra Di Giorgio. Si avvicina però anche Stassi, adesso anche Giglio, parlano i due, si allontana il capitano del Bagheria. Di Giorgio forse vuole sparare il bolide, finta di Giglio, fa Di Giorgio, non calcia ma mette morbido dentro. Ciancimino ad anticipare Perricone, poi sempre Florio a trovare la seconda palla, ancora lui, passato il pallone verso Bartoloni, puntato Messina, saltato sinistro dentro, pallone spazzato via.
Lupo con la rovesciata a mandar fuori Florio con le mani e prende anche il giallo pesante per il numero 5. Giallo non facile adesso da gestire praticamente per tutto il secondo tempo. Florio che è lì a fare la lotta con gli attaccanti della Margheritese. Non sarà facile, si abbassa Lupo, sempre bene a giocare con il tacco di prima, poi lungo verso Akur il pallone, Costa mette giù, siamo ufficialmente entrati nel recupero, Ciancimino avanti, Lupo anticipato da Di Giorgio che come sempre è cattivissimo ma regolare, Perricone lungo stavolta a cercare non Gio ma Caracappa, si è impegnato bene Castiglione e ha mandato avanti, poi Bartoloni ad anticipare e passare su Messina, Cannova chiude, non c'è fallo di mano, Zinna ancora una volta mangiato da Perricone, Gio non riesce a mettere giù bene Castiglione contro Guerrera che fa fallo su Gio, secondo il direttore di gara deve fare attenzione numero 13 perché è già ammonito. Forse farebbe bene mister Geraldi pensare a una sostituzione per Guerrera, perché Gio da quel lato è veramente in giornata, sembra infermabile oggi. È già forse il terzo fallo che guadagna e Guerrera è già ammonito. Punizione sempre battuta da Caracappa, dentro ancora una volta, aveva trovato lo spazio per andare a saltare indisturbato Di Giorgio, stavolta però non la impatta bene come nella prima parte del primo tempo dove aveva beccato in pieno il montante. E mette fuori, già battuta la Margheritese, voleva il fallo ai suoi danni Pisciotta, ma non c'è nulla secondo il direttore di gara. Poi Akur fatto fallo su Fiorentino. Altra punizione importante e pericolosa per il Bagheria, sempre il 19 sul pallone, ancora a saltare tutte le torri del Bagheria. Di Giorgio però stavolta è rimasto dietro, dentro il pallone, è passato rimpallo con Perricone, poi Gio solo per un attimo su Guerrera, guarda il cronometro il direttore di gara e dopo 4 minuti di recupero manda le squadre negli spogliatoi. Primo tempo a reti bianche fra Bagheria e Margheritese, 0-0, ci vediamo fra pochissimo con la seconda frazione di gioco. Scontro salvezza in piena regola, quello che si gioca al Pala Cus di Palermo. Si chiude il 2024 per Cus, Palermo e Sporting Alcamo, due squadre che hanno bisogno di rialzare la testa per pensare all'anno nuovo con maggiore forza e maggiore grinta. Qui subito palla gol per il Cus Palermo con la conclusione che si spegne alta. C'è stata anche una deviazione non ravvisata dal tandem arbitrale, poi si accende dall'altra parte Guarino con la palla in mezzo per Marco Quinario che porta in vantaggio la squadra giallorossa all'esultanza del giovane fantasista fiore all'occhiello anche della compagine Under 19 Cussina, che sblocca il risultato tra le mura amiche. Non ci sta però lo Sporting Alcamo, che alla prima vera occasione da gol realizza subito il gol del pareggio, lo firma Di Gaetano con questa punizione beffarda, più piazzata che forte, ma che va comunque a battere l'Opiparo per l'1-1 immediato della squadra bianca e blu, che poi deve resistere agli assalti del Cus Palermo. Qui una palla in mezzo, Guarino non la riesce a mettere alle spalle del portiere avversario, poi cerca ancora
il quintetto bianco-blu di calciare. Conclusione di Parrino, respinta da Lo Piparo, poi tentativo di Guarino dalla distanza sui sviluppi di una palla inattiva, sfera che si perde sopra la traversa. Torna ad attaccare con una certa insistenza la squadra di Isgro, che qui ancora con questa giocata di Moncada al centro, con l'erroraccio di Biscari sotto porta, avrà comunque modo di rifarsi il giovane pivot del CUS Palermo, che intanto si gode il primo gol in questa avventura giallorossa di Ciccio Moncada, e la rete del 2-1 che riporta avanti la formazione palermitana proprio poco prima della fine del primo tempo. C'è però spazio ancora per un'opportunità per lo Sporting Alcamo, che va ad un passo dalla rete del secondo pareggio. Poi con le immagini realizzate da Andrea Germanò passiamo al secondo tempo, che si apre con un miracolo da parte di Lo Piparo su questa imperversata della squadra alcamese. Poi dall'altra parte subito l'azione insistita e la rete del 3-1 realizzata da Mirko Guarino, e il gol che porta per la prima volta sul +2 il CUS Palermo. L'esultanza prima verso la tribuna, poi con i compagni di squadra per il capitano del CUS Palermo che qui deve difendersi dall'avanzata ancora di Di Gaetano, ben respinto dalla difesa di casa, che poi cerca la ripartenza nell'azione successiva, e allora è praticamente un 2-0 con la palla per Quinario a tu per tu con il portiere, la respinta, poi la palla ribadita in rete, e l'esultanza è il 4-1 per il CUS Palermo, che scappa bene il punteggio ancora con Mirko Guarino, che guarda la tribuna, esulta ancora una volta con la gente che è venuta a sostenere il CUS Palermo per questa partita fondamentale, partita sulla quale mette ancora lo zampino Ciccio Lo Piparo con una grande parata, poi ancora un contropiede, questa volta Biscari non può sbagliare, Biscari non sbaglia, e il gol del 5-1 marca ancora il tabellino dei goleador, il giovane pivot, una delle più belle scoperte di questo inizio stagione molto complicato per il CUS Palermo. Qui Sporting Alcamo che non ci sta a venire messo sotto così dagli avversari, però la palla gol sprecata che abbiamo appena visto grida vendetta, e allora dall'altra parte ancora CUS Palermo che attacca con la palla messa in mezzo, e la rete del 6-1 e l'esultanza di gruppo qui con Quinario, che ha servito veramente un cioccolatino al suo compagno di squadra nel finale. C'è gloria ancora una volta per Di Gaetano, che piazza un'altra bella punizione, questa volta sotto la traversa, e la rete del 6-2 dopo la rete realizzata in precedenza ad Ascianna, ma non c'è più tempo, torna a vincere il CUS Palermo e lo fa in maniera roboante tra le mura amiche contro lo Sporting Alcamo. Marco lo conosciamo tutti, queste partite poi lui se esce fuori per l'avversario sono brutte notizie. Oggi è stato un grande capitano, ha trascinato la squadra, è riuscito a portare questa vittoria a casa, ma sono stati bravi tutti a reagire, perché non è stata una partita facile, è stata una partita difficile. Loro difendevano bene, aspettavano di uscire fuori con i contropiedi, e ci hanno fatto male con molti contropiedi, però l'abbiamo portata a casa e questa era la cosa importante. Ora un turno di riposo per voi, anche in vista di queste vacanze natalizie. Come ha visto la squadra in questo primo spaccato di campionato? C'è ancora tanto da lavorare, sbagliamo ancora molto, però cercheremo di migliorare. Adesso abbiamo quasi un mese di sosta, ma riprenderemo l'11 gennaio a Barcellona, a Messina, per l'ultima di andata, quindi avremo un po' di tempo per lavorare con serenità. Era importante vincere appunto per stare sereni, adesso dobbiamo lavorare ancora di più, perché ci aspetta un ritorno ancora più competitivo e più difficile. Rialzare la testa dopo un mese complicato, due squadre che vogliono tornare a respirare vittoria. Amici di Sport Sili, buon pomeriggio da Federico Aldarella, stadio Alberto Licaoni, 14ª giornata e penultima d'andata del campionato di eccellenza siciliana Girone A Super Giovane, penultima, 12 punti, molto in difficoltà, ma entrambe hanno una gran cosa in comune nonostante gli 8 punti di distacco da Chinnici. Pallone perso, Torres Martinez con la porta vuota, Orozco si opposta alla grappa di per Maltese, contatto in aria, l'arbitro aveva il fischietto in bocca e non ha fischiato. Altro episodio molto dubbio di questa gara. Chinnici, Maltese a terra, ma il San Giorgio gioca anche in uno in meno. Torres Martinez prova il destro, largo, adesso tutti infuriati, Graziano su tutti a parlare. Prima di entrare in campo Chinnici ha corso le punizioni rispettivamente alle mattonelle. Va Chinnici col sinistro, rientra per Visconti, ma a mano, ci mette la mano
e mette in calcio d'angolo. Grande intervento il portiere della Super Giovane e Mazzola adesso si può battere con Pace che alza le mani, va a sventagliare al limite per Chinnici che si coordina e palla che scende ma non si abbassa. Corso con la sventagliata d'altra parte, salta Torres Martinez, Ginel ha toccato ma è scivolato, allora passa Torres Martinez che poi va col destro, chiude Marrone, cross di Ginel verso Cotugno di testa, Sisè, ancora Mendia, lavora su quel binario la Super Giovane, finta di Mendia che manda al bar Visconti che è l'unico momento di questa gara, poi Cabrera prova il destro largo, prova ad affacciarsi anche la Super Giovane che non trova pace. Orosco va alla pallone, interessante per Cotugno che deve andare a duellare con Tricoli, si mette avanti Cotugno che allarga per Orosco che è salito, va con il destro il numero 8 e conclusione che balta sopra la porta che ha molto campo, alza la testa il numero 2, va al cross in mezzo, allontana Pennisi, poi in difficoltà qui Mendia sbaglia Graci in area di rigore col sinistro a giro, pallone alto sopra la traversa, in area Visconti, Graziano Maltese, Pace guarda la porta però va sul secondo palo a cercare Parisi che fa la torre, va in porta invece il suo colpo di testa sopra la traversa e man mano la fa sua. L'arbitro fermi il gioco e va a parlare con il direttore di gara perché forse si deve sospendere in match per la grandine. La chiama Torres Martinez che si ibrida in aria, mette il pallone in mezzo per Azzimati, controllo sinistro di Azzimati largo, troppo vicino, si avvicinando tantissimo a Maltese che sul secondo palo, era sbucato Torres Martinez, poi Graziano, stop e destro che finisce fuori di un nullo, occasione San Giorgio, ma si mette avanti, bravissimo Francesco Grasci, ci serve pure fallo, si prosegue, Corso su questo pallone, lo mette in aria, interessante per il numero 11 che non può arrivare, era partito alla grande, prima vede partire Azzimati e buona apertura per lui, Azzimati correva ma la palla si è fermata sulla pozzanghera, finta di Azzimati che leva Cagaprende di fondo, quello è il colpo nel palo di Maltese e il miracolo di Mammano, finta di Cabrera che si complica la vita e allora può andare il San Giorgio con la corsa di Pace ma fischia 3 volte l'arbitro, finisce 0-0 allo stadio Alberto Licauli, un punto per entrambe, per San Giorgio e Super Giovane Castelbuono. Sono rientrate in campo le due formazioni, si aspettava soltanto l'ingresso della terna arbitrale. Ricordiamo il parziale maturato
nel corso del primo tempo si è rimasti a reti bianche 0-0 fra Bagheria e Margheritese. Adesso sono ovviamente i padroni di casa a giocare il primo pallone della ripresa. E si può cominciare proprio adesso con l'arbitro che guarda il cronometro e fischia. Buon secondo tempo con il lancio subito di Perricone verso Caracappa e la difesa della Margheritese che subito spazza via il pallone con Guerrera. Bartoloni a cercare Gallina, mette il corpo davanti a Cannova, non c'è fallo, tutto regolare. Allora Pisciotta a cercare Zin, più lungo che può, chiusura come sempre di Perricone che mette in rimessa laterale, già battuta da Cannova, sbagliato però il tocco da parte di Lupo. Stassi vuole far correre Caracappa che si impegna, vince il rimpallo e guadagna. Rimessa laterale, prende qualche metro il Bagheria che vuole cercare di azzannare subito questo secondo tempo con Florio. Guadagna un po' di campo, poi Servito Costa, contro a lui si è abbassato Caracappa che svaria tantissimo su tutto il fronte offensivo. Lui che è un'ala sinistra, ma lo si può trovare veramente in tutta l'azione offensiva del Bagheria. E appunto, l'abbiamo detto, Caracappa si sposta a destra, rimessa laterale, battuta verso di lui, mette il corpo davanti il numero 19 e guadagna calcio di rigore. Si apre così questo secondo tempo, 1 minuto e 30 di gioco. Caracappa steso da Akur. Tantissime le proteste, soprattutto da parte di Ciancimino. Caracappa ha già consegnato il pallone nelle mani, nei piedi anzi, del suo capitano. Arrabbiatissimo Ciancimino, arrabbiatissimo il numero 6 che non ci crede. Si apre nel peggiore dei modi questo secondo tempo per la Margheritese, potrebbe invece essere il migliore per il Bagheria. Vediamo cosa combina Stassi dagli 11 metri contro Longo. Continuano le proteste di Ciancimino, adesso sta rischiando tanto. Il cartellino giallo e infatti arriva puntuale. Gliel'aveva chiamato il direttore di gara, ha continuato a protestare il numero 6, ma ormai la decisione era presa, non c'era motivo continuare nelle proteste. Fatto sta che adesso è caricato anche lui di un giallo pesante per tutto il corso del secondo tempo e può sbloccarla. Capitano Stassi dagli 11 metri contro Longo, parte il numero 9, rincorsa corta, Stassi, Longo si butta a sinistra, lo spiazza il capitano del Bagheria, esultanza la Gyökeres per il numero 9 e vantaggio dei padroni di casa che la sbloccano con il loro capitano. Longo a sinistra, pallone a destra e vantaggio per i neroazzurri che mettono in discesa questo inizio di secondo tempo. Adesso vediamo quale sarà la risposta della Margheritese. Si carica sulle spalle la squadra, Capitan Stassi, e sblocca il match. 1-0 per i nerazzurri. Non c'è niente, dai, siamo. Chiama concentrazione Cagnina sul reparto difensivo. Si può giocare. Nulla ha potuto Longo, che è stato completamente spiazzato. Adesso vediamo
i biancorossi che hanno preso un brutto colpo, una brutta botta all'inizio del secondo tempo. Come risponderanno? Zinna prova subito la sponda col petto, Lupo non la tiene, Di Giorgio come sempre lui a recuperare, Fiorentino l'ha tenuta in campo, Stassi però non può arrivare, Castiglione a recuperare, poi si riparte da Longo che va lunghissimo, regala a Caracap che ancora una volta ha spaziato, ha variato e si trova sull'out destro del campo. Servito adesso Giglio che si trova in posizione irregolare, ma proprio da questi movimenti di Caracap che spazia tantissimo, svaria su tutto il fronte offensivo. È arrivato il calcio di rigore, qui Giglio la stava recuperando, si stava correndo verso la porta di Longo. Adesso Costa sposta alla grande e gioca proprio da Caracap. Giglio, pallone bellissimo, area di rigore per il numero 11 che punta, passa sul suo mancino, sposta verso Costa che calcia, pallone deviato, era in porta il destro del terzino destro del Bagheria, che però adesso ha alzato i giri del motore, vuole andare subito a mettere le cose in chiaro con il 2-0. Gallina di prima, ancora Di Giorgio, vuole il pallone Giglio, preferito Caracap che adesso sta fisso qui sull'auto di destra, mette dentro il pallone, spazzato fuori, poi Acur avanti da Lupo, pressato da Gallina in contrasto regolare. Costa a girare per Ricone, incontro Gallina preferito, il lancio lungo verso Bartoloni, sale sopra di lui Cannova e mette in rimessa laterale. Cambio subito dopo 5 minuti per gli ospiti. Vediamo chi esce, proprio Ciancimino, cambiato forse perché molto nervoso. Entra Maniscalco al suo posto, prende anche la via addirittura degli spogliatoi. Ciancimino non va neanche in panchina, prende il suo posto Maniscalco e Guerrera va a fare il centrale. Adesso Maniscalco dovrà entrare e trovarsi subito 1 contro 1 nello scontro con Giglio. Passa il pallone, Stassi colpito duro da Messina, l'arbitro è a qualche centimetro di distanza, ma non ha probabilmente chiamato fallo su Stassi, ma controllo con un braccio da parte del capitano del Bagheria che ha sbloccato il match. Rimasto ancora a terra Stassi, ma forse non ha capito di aver avuto fischiato fallo contro. Si rialza adesso, infatti protesta con il direttore di gara, voleva il fallo al limite dell'area, l'arbitro era proprio lì, invece ha subito fischiato fallo di mano e allora si può giocare con la Margheritese che cerca di affacciarsi dalle parti della porta di Cagnina, ma ha già perso di nuovo il possesso, con Fiorentino che prova la giocata in mezzo a 2, in mezzo a 3, passato, fischiato fallo però il direttore di gara su Pisciotta che ha già battuto, ma c'è da sistemare il punto di battuta. Lancio lungo, sempre a cercare Zinna, non faceva però il lavoro del numero 9 in mezzo a 2 colossi come Florio e Perricone. Si può giocare con Di Giorgio che appoggia da Costa, ancora Florio, Cagnina, Florio, Costa, lancio lungo, movimento in profondità di Giglio, stavolta bel tagliafuori da parte di Cascio che guadagna anche calcio di punizione sulla spinta proprio del numero 11. Guerrera Pisciotta,
Avanza il numero 4 e gioca. Lancio ancora a cercare Lupo. Non sono questi ovviamente i palloni per servire il numero 10. Ha regalato Castiglione il possesso praticamente alla Bagheria. Di Giorgio Costa incontro Caracappa, spara alla porta, si ferma, gestisce bene come al solito, guadagna rimpallo e rimessa laterale. Costa con le mani da Florio, si appoggia Caracappa, ancora Costa, ancora Caracappa, sempre loro a gestire. Poi Stassi voleva la sponda, Caracappa non arriva, protetto maniscalco, può battere con le mani. Avanti un po' casaccio Florio, facile, può mandare via. Guerrera con la testa, difficile per il Longo, se l'è cavata comunque il numero 13 perché Gio va accelerato. Potrà risultare pericolosa questa palla. Qui ancora una volta non si capisce. Cannova con Castiglione, Messina guadagnato rimessa laterale. Contro Lupo, gamba tesa, sì, da parte di Gallina che va a protestare, vuole battere veloce Pisciotta ma non ha spazio. Adesso sì che lo trova, Cannova mette dentro il pallone, Gallina ancora a chiudere. Catechizzato Caracappa, non vuole più proteste il direttore di gara o scatterà anche per lui la sanzione. Akur, tocco, deviazione sul cross di Cannova e calcio d'angolo. Si affaccia per la prima volta in questo secondo tempo la Margheritese dalle parti dell'area di rigore del Bagheria. Si è rialzato Gallina che prende posto in area di rigore, batte Lupo con il suo destro, si muovono le torri della Margheritese, il pallone arriva proprio Gallina, poi Pisciotta si coordina bene, colpito in pieno fiorentino, poi Castiglione, il pallone passa, non c'è fuorigioco. Di Giorgio ha perso forse il tempo del pallone, dice di rialzarsi il direttore di gara, prende Campolupo e calcia, deviazione, esce Cagnina. Ma poteva essere ottima questa occasione di destro da fuori per Lupo, perché il giocatore in maglia 10 sta mostrando nelle poche giocate che ha potuto fare di avere tanta qualità. Florio Bartoloni, Di Giorgio, ancora Florio, Costa, avanza il numero 3, si è staccato bene Stassi di prima a cercare Gio, corre con lui Maniscalco che si aiuta anche con le mani, con un po' di esperienza e chiude in rimessa laterale. Costa con le mani, Akur ha rischiato ancora una volta di commettere fallo in area di rigore su Caracappa, stavolta però se l'è cavata, poi destro, forse un po' d'alleggerimento da parte di Gallina che ha sparato fuori. Richiamata la banchina del Bagheria perché per il direttore di gara ci vuole almeno una palla dietro ogni porta. Quindi questo è il motivo della perdita di tempo.
ripeto, Longo da Cascio, si può ripartire. Guerrera, Longo, passalto, Stassi, più lontano che può il portiere della Margheritese. Akur con la testa, forse c'era fallo, adesso sì, vede il giallo. Pisciotta e poi batte veloce verso Cannova, però era completamente distratto. Arrivano le proteste, si è acceso il match dopo il rigore di Stassi. Si rialza Kur dopo la bella botta presa da Perricone. Si può giocare dopo qualche protesta da parte di Capitan Pisciotta. Cannova, Cascio, ancora il 26 con difficoltà sul pressing di Stassi, efficace perché fa guadagnare metri ai suoi, fa guadagnare rimessa laterale. Florio, Costa, ancora Florio, lancio lungo a cercare stavolta Caracappa. Gio più verso il centro del campo, Pisciotta sparzar via, Costa avanti, Caracappa in qualche modo con il petto, poi Gio si coordina, deviazione, si impegna in qualche modo Guerrera, ce la fa con l'aiuto di Akur. Poi ancora Guerrera, si va a chiudere sulla bandierina e la laterale è proprio sua. Premiata la giocata di Guerrera, che si è guadagnato la rimessa laterale. Abbandona però proprio lui il campo adesso. Perché è stato anche lui ammonito, quindi levati i giocatori con i cartellini in fase difensiva per la Margheritese. Entra Sant'Annera al posto del numero 13 Guerrera. Proprio Sant'Annera cerca di lottare qui su questo pallone con la testa a far correre Zin, chiuso, poi Costa spinto forse alle spalle da Messina. Lotto però riesce comunque a gestire la palla, non si capisce con Zin che si lamenta tanto. Poi Bartoloni, gran giocata sull'out di sinistra di Giorgio, avanza il numero 4, accelera, il pallone arriva a Stassi che senza guardare cambia verso Gio, vince il rimpallo il numero 11, area di rigore. Messina è riuscito a chiudere in extremis in calcio d'angolo. Sempre il 19, Caracappa dalla bandierina. Parte Caracappa, dentro Perricone con spazio. Cascio a spazzar via il pallone prima che arrivasse dalle parti di Longo. Poi contrasto al limite dell'area, si lotta per il possesso. Fiorentino a saltare, Cannova solo per un attimo, poi ancora Gio a tenere il possesso. Gioca da Fiorentino, triangolo eseguito, ancora Gio, sposta, è passato Gio, area di rigore, dentro il pallone con la testa, l'ha sfiorata Stassi. Ma avevano fatto una grande azione Fiorentino e Gio. Zin mette il corpo davanti, qui con esperienza guadagna calcio di punizione e giallo per Gallina. Ottimo lavoro da parte del 9 della Margheritese per far salire i suoi. Qui arriva intanto il primo cambio per il Bagheria.
vuole recuperare il mister della Margheritese, chiama a gran voce il direttore di gara. Intanto esce Fiorentino, entra in maglia 22 Rama. Dai Dani! Va a occupare la posizione di mezzala sinistra, proprio dove giocava Fiorentino. Rama, che adesso qui si impegna su questo primo pallone. È passato il 22, subito importante, accelera Rama, pallone per Stassi, sbagliato però completamente il tocco da parte di Rama, appena entrato, che aveva subito sgasato bene, è riuscito ad anticipare il diretto avversario. Poi però nel momento cruciale, nell'ultimo passaggio, non ha saputo servire bene il suo capitano. Dall'alto lato Messina con la testa avanti, Florio si mette davanti a Zinna e gestisce bene, manda avanti, poi Maniscalco passa fuori dal campo. Costa con le mani, dopo aver perso qualche secondo importante per cambiare il pallone. Zinna fa rimbalzare, Florio regolare, chiude, poi Di Giorgio ad anticipare Akur, poi Stassi, ancora lui sposta su Pisciotto nel duello fra capitani. Caracappa controlla, guarda la porta, calcia, si impegna a Rama dall'altra parte, l'aveva tenuta in gioco, sì, secondo il direttore di gara, e allora poteva diventare anche un pallone importante questo da parte di Rama. Intanto dall'altra parte già ripartita la Margheritese con Castiglione, che ha preso tanti metri, tanto campo per i biancorossi. Adesso ha appoggiato verso Pisciotta, si allarga da Maniscalco, verticale c'è Messina, Maniscalco però non sa chi giocare, non ha trovato lo spazio, sale la difesa del Bagheria, gioca corto, lungo da Cascio. Castiglione, Cannova, ancora l'11 a portare il pallone dentro il campo, lo rincorre Gallina, rischia Cannova, che poi gioca bene da Messina. Maniscalco sposta su Gio con un rischio, l'ha tenuta in gioco ancora Maniscalco contro Caracappa, è passato il numero 3, tutto regolare. Florio però lo chiude, aveva fatto una bella giocata il terzino mancino della Margheritese, poi ha esagerato. Qui Di Giorgio vince il rimpallo contro Sant'Annera, poi Costa gira da Perricone e si ricomincia da Cagnino, che chiede calma, nessuna fretta, non sale il pressing della Margheritese, soltanto adesso Sant'Annera va a pressare Costa, che cerca il lancio lungo verso il suo capitano, sponda con la testa per il taglio di Gio, che si impegna e tiene il possesso. Dopo fischiato fallo però da parte di Gio, che si è aiutato troppo con le mani secondo il direttore di gara. È ripartito Messina ad accelerare, gioca verso Sant'Annera, non arriva però il numero 21, troppo lungo il tocco di Messina. Gioca Costa con le mani, ma continua a perdere tempo, sta rischiando anche lui il cartellino giallo. Lungo, Stassi non arriva, sì Akur che mette giù e gioca da Pisciotta. Bene, ancora una volta fallo di Giorgio su Castiglione, ancora una volta a contatto i due come nel primo tempo in cui Castiglione le ha promesse al numero 4 del Bagheria. Cannova, bella la sovrapposizione del numero 11, servito adesso, rimpallo, chiusura di Rama e dalla bandierina la Margheritese. Due volte è salita la squadra ospite in questo secondo tempo, due volte dalla bandierina. Corner che batterà Lupo.
Vai il 10, dentro sono salite le torri, Messina solo per un attimo, Bartoloni a mandare via, poi Cannova con la testa a Cur solo per un attimo, Florio senza fronzoli a spazzare più lungo che può, si impegna Caracappa contro Castiglione, spinge forse un po', sì, poi Castiglione esagera tantissimo, colpo al viso su Caracappa. Direttore di gara però era lì davanti, non ha ravvisato nulla, rischiato tantissimo Castiglione su Caracappa. Adesso si vanno forse a chiarire i due, Caracappa è molto arrabbiato, Capitan Stassi lo manda via, giallo per Caracappa, attenzione perché cambia la partita, rosso a Caracappa e rosso anche a Castiglione, espulsi entrambi, diretto per Castiglione che ha rischiato effettivamente con questo colpo. Caracappa doppio giallo e se ne vanno entrambi sotto la doccia, probabilmente dopo anche un confronto con il guardaline che era lì vicino, anche il direttore di gara comunque non era lontano, ha visto tutto quello che era successo ma ha preso la decisione successivamente con qualche minuto di ritardo. Continua a protestare Castiglione che però adesso deve abbandonare il campo, si lamenta perché Caracappa ha ricevuto il giallo, era già ammonito, quindi rosso, lui rosso diretto. Rosso diretto per Castiglione che ancora lamenta il colpo subito nel primo tempo di Giorgio. Prende la via degli spogliatoi il numero 2 come il numero 19 e adesso allora si gioca in 10 contro 10, arrivano due cambi, sì, no, è uno solo per la Margheritese, esce Lupo, entra Geraldi. Cristian! È successo qualcosa Oh, non uscite! dalle parti degli spogliatoi, non stiamo capendo niente di quello che sta succedendo. È partita a 2000 la panchina del Bagheria, non si sono riusciti a chiarire Caracappa e Castiglione, hanno abbandonato il campo le due squadre, hanno abbandonato il campo anche l'arbitro e i suoi assistenti, è scoppiato il finimondo, improvvisamente entrambe le squadre fuori dal campo, qualche palla di troppo forse negli spogliatoi, riemergono ora vediamo le decisioni prenderà anche il direttore di gara. Cerchiamo di aggiornarvi, prima dobbiamo capire quello che è successo e quello che deciderà il direttore di gara, che adesso sta continuando a fischiare per far tornare le squadre in campo. C'è moltissima confusione. Non si sta capendo niente. Speriamo che si riprenda a giocare un
completa tranquillità. Sembrano essere tornati tutti in campo e forse si può tornare a giocare regolarmente. È successo il finimondo dopo l'espulsione di Caracappa e Castiglione, che sono andati negli spogliatoi. Forse poi si è scatenato un parapiglia. Entrambe le squadre in 30 secondi sono sparite dal campo per andare a vedere cosa stesse succedendo negli spogliatoi. Fatto sta che comunque l'arbitro non sembra aver tirato fuori altri cartellini, ma ha semplicemente fatto rientrare in campo le due squadre. Ma si è preso tantissimo tempo, ovviamente dovrà essere recuperato. Qualche problema anche sugli spalti. Il direttore di gara sta cercando di calmare gli animi. Sì, confermiamo che c'è stato un contatto fra Castiglione e Caracappa anche negli spogliatoi. È stato questo il motivo che ha scatenato la confusione in campo e fuori. Adesso finalmente si può tornare a parlare di calcio giocato, si può ricominciare dopo questa pausa praticamente di 10 minuti con la Margheritese che ha battuto la punizione ma ha già perso il possesso. Rama gira da Bartoloni. Florio. Costa. Verticale. Giglio. Lancio lungo verso Gallina. Giglio mette il corpo davanti a Maniscalco. Poi arriva Akur. Avanti da Sant'Annera. Prima di lui Rama. Florio ancora Rama. Costa. Verticale, tanto spazio per Gio, lasciato colpevolmente solo, puntato a Kur, cerca sempre il centro del campo, triangolo eseguito, Costassi, Gio! Risposta puntuale di Longo che non si fa sorprendere e calcio d'angolo.
Batte Gallina. Dentro il pallone, Costa si era liberato bene, non è riuscito però a impattare per qualche centimetro. Giglio a recuperare su Messina in posizione offensiva. Rimpallo, va all'11 che forse ha trattenuto. Sì, numero 8. Quindi c'è fallo. Batte Cascio. Cannova. Avanza lui. Gioca centralmente da Pisciotta che però si addormenta. Gallina per un attimo non gliela ruba. Ancora Zin spara la porta a coprire su Perricone e a guadagnare ancora una volta calcio di punizione. Questo è il lavoro che Zin avrebbe dovuto fare per tutto il match. Non gli è sempre riuscito. Adesso è super importante per andare a recuperare questa partita. Batte Pisciotta. Corto, non mette dentro con tutte le torri della Margheritese in area. Arriva adesso il cross di Giorgio Faceva, ma doveva sfruttarla sicuramente meglio questa punizione la squadra biancorossa. Accelera poi Di Giorgio, mette ordine, importantissimo. Poi scambio con Perricone, accelera ancora Di Giorgio, sempre lui il metronomo del Bagheria. Costa, Gallina si è staccato con spazio, ha cercato lungo Giglio, Maniscalco a chiudere, Acur, Cascio ancora Maniscalco. Avanza il numero 3, lungo da Zin, non riesce a controllare il numero 9 Perricone alle sue spalle. Fare bene guardia e giocare dal suo numero 1. Bartoloni. Ancora lui dopo lo scambio con Di Giorgio. Florio lungo verso Stassi, posizione irregolare, ma comunque non sarebbe mai potuto arrivare su questo pallone che è Longo controllato facilmente. Geraldi, verticale, fa scorrere bene Sant'Annera con il vero l'ottima idea. Zin accelera il numero 9 Messina lato corto dell'area di rigore, 1 contro 1 con Costa. Messina sul destro, l'ha pareggiata la Margheritese con un'invenzione di Messina che chiude sul primo palo battuto Cagnina che non vede passare il pallone e l'ha pareggiata all'improvviso la Margheritese, che non era stata proprio pericolosa dalle parti di Cagnina in questo secondo tempo, ma è sicuramente cinica la squadra ospite che la pareggia quando siamo nel minuto 84, ma c'è ancora tantissimo da giocare, 7 da giocare più un lunghissimo recupero data la perdita di tempo di poc'anzi. Sembra essersi risvegliata all'improvviso la Margheritese da quando si gioca in 10 contro 10. Rama adesso deve rispondere il Bagheria, che le occasioni le ha avute ma non le ha sfruttate benissimo. Bartoloni, Maniscalco sul secondo palo a chiudere prima di Giglio, poi ancora Messina a mandar via. Rama, Costa, pallone dentro, uscito Longo che fa la voce grossa nel rigore. Grande il gol di Messina che entra nel rigore, ha potuto Costa e ha chiuso il destro, se l'aspettava probabilmente ad aprire estremo difensore del Bagheria, ed è stato punito Cagnina sul suo palo da Messina, che ha chiuso alla grande il suo destro e ha portato
di nuovo sul livello del mare la Margheritese, che aveva tantissimo di bisogno di questo gol del pareggio. Costa, Florio Bartoloni, si è allegato Perricone, ma Bartoloni va da solo e serve Rama, mette dentro il pallone, non anticipa Stassi, c'è Longo, servito Messina che accelera ma non ne ha più, vinto il rimpallo, Santannera si impegna, posizione regolare. Cambio per il Bagheria, abbandona il campo Bartoloni, entra in maglia 16 la Barbera, classe 2007, prende la posizione di ala sinistra, si va a mettere là davanti con Stassi, forse un attacco a 2 adesso per il Bagheria, che vuole andare a conquistare questi 3 punti per scavalcare almeno per una notte il Montelepri in questo anticipo, la prima giornata di ritorno del girone A di promozione. Rama mette dentro ancora Longo, ma è già la terza volta che il Bagheria spreca questi palloni. Cannova con tanto spazio, adesso la Margheritese ci crede, accelera Cannova per ribaltare il fronte, Santannera sposta Florio, alza il muro, Di Giorgio, pallone allargato verso Rama, perde un attimo il contatto con pallone e terreno, poi riconquista e gioca da Di Giorgio che va verticale da Stassi, sposta il numero 9, recupero però dell'altro capitano, si tratta di Pisciotta, Messina poi a lottare, a sbagliare però completamente la giocata con l'esterno. Di Giorgio toccato forse da Santannera, non c'è fallo, Costa per un attimo soltanto fischiato, fallo però su Di Giorgio, era stato dato vantaggio dal direttore di gara, ha già battuto Costa, Di Giorgio non sa chi servire, cerca in mezzo la Barbera o Stassi, il pallone invece arriva a Perricone che si è alzato in fase offensiva, ancora Perricone, tocca verso il suo capitano, Stassi dovrebbe stare nel rigore ma adesso si è staccato, Rama con spazio, cercato la verticale per Stassi, ha provato il destro ma è stata sanzionata la sua posizione da parte del guardaline, segnalata, posizione irregolare, ma era ottima l'idea di Rama in verticale a servire Stassi, che aveva trovato lo spazio ma era partito con qualche attimo di anticipo. Qui Perricone, importante questa chiusura perché Zin stava già andando ad attaccare la porta di Cagnina, Maniscalco a spazzare via con il destro, Messina ad accelerare, lotta con Gallina, ne hanno ancora da spendere il 32 e l'8. Acur, ancora lui a cercare in profondità Zinna che si impegna, Cagnina però aspettava lì, il pallone arriva proprio fra le sue mani e fa correre Rama, si allarga la Barbera, preferito Di Giorgio, porta palla il 4, si è allegato Costa, cercata la verticale per Gallina che sposta la Barbera, gli è rimasto sotto il pallone, non è riuscito a impattarla bene, ma che giocata da parte di La Barbera e Gallina che si erano inseriti benissimo alle spalle della linea difensiva della Margheritese. Non sono riusciti però a battere Longo che era uscito, non poteva più far nulla, porta praticamente sguarnita, è rimasto troppo sotto il pallone a Gallina dopo il tocco di La Barbera e non è riuscito a prendere lo specchio. Stassi qui si stacca per fare sempre la sponda, questo gioco importante, Giglio era di rigore, prova il sinistro a giro, deviato, calcio d'angolo, accedere il Bagheria a poco dalla fine, dalla bandierina
Gio, aspettiamo poi la segnalazione del recupero. Batte Gio, dentro il pallone, secondo palo per Ricone, non arriva sopra di lui a saltare Geraldi. Costa da ultimo uomo, rischia tantissimo per cercare il pallone verso Cagnina, ma è stato fermato. Rama, Costa, Di Giorgio alza col petto in qualche modo Florio, ma era fuori gioco. Segnala 8 minuti di recupero il direttore di gara, giusto per quello che si è perso dopo le espulsioni di Castiglione e Calacappa. E allora altri 8 minuti di guerra tra Bagheria e Margheritese. Vediamo come finirà. A saltare Di Giorgio, Gio ad anticipare Maniscalco. L'arbitro è lì davanti, dice che il 3 ha preso solo il pallone. Ora a terra Gio, batte Costa, Florio, Gio, ancora Florio, Di Giorgio, Zacchi servire, si ferma, deve ricominciare. Florio, Perricone e Florio. Si alza il Bagheria in questi minuti finali ad attaccare, si abbassa la Margheritese per cercare di andare a guadagnare almeno questo punto. È saltato la Barbera a recuperare, Di Giorgio ad allargare verso Rama, area di rigore, sposa sul sinistro, dentro, deviazione di Cannova, calcio d'angolo, tutti in area di rigore. Siamo attenti qui. Per il Bagheria rimane solo Costa, ultimo uomo. Batte Rama dalla bandierina, tutti in aria, troppo corto. Però questo corner, Messina con la testa rimane giù per Crampi, ma attenzione perché tiene tutti in gioco. Cerca di ripartire la Margheritese, attenzione, Zinna solo per un attimo, Rama mette dentro, a terra Messina, non c'è fuori gioco, Di Giorgio! Traversa! E poi è entrato il pallone, ma si è accorto l'arbitro che Di Giorgio ha messo il pallone dentro col braccio. Voleva imitare Maradona con la mano di Dios. Di Giorgio ha cercato la furbizia, ma si è mangiato un gol che avrebbe creato un polverone incredibile. Ci sarebbe stata polemica infinita perché Messina era rimasto a terra per crampi, non c'era fuorigioco. Rama ha messo dentro, Di Giorgio 1 contro 1 con Longo, ha presa male completamente, forse l'ha addirittura toccata Longo e palla che si è stampata contro il palo. Poi Di Giorgio si è lanciato con la mano andando anche ad esultare, ma sia il guardalinee sia il direttore di gara se ne sono accorti per sua sfortuna e ha cercato la genialata di Giorgio, che ovviamente è stato anche ammonito. Abbandona adesso il campo probabilmente per crampi, ma ha preso forse anche un colpo sulla caviglia. Ci sarà sicuramente adesso un cambio per il Bagheria e si continua a perdere tempo nonostante gli 8 minuti di recupero. Esce Capitan Pisciotta per la Margheritese. Dopo una super partita di sacrificio abbandonano quindi il campo. Due numeri 4 di Bagheria e Margheritese. Vediamo chi entrerà ai loro posti. È entrato probabilmente Andrada nel Bagheria. Foglia nel Margheritese.
lungo il pallone, Costa non arriva, Sant'Annera a far correre Zinna, sinistro completamente sballato di Sant'Annera che aveva visto Cagnina un po' fuori dai pali, ci ha provato. Perricone porta avanti, poi invece preferito il pallone corto, non arriva alla Barbera, poi recupera solo per un attimo. Rama, Costa, ancora lui a cercare il pallone lungo, la Barbera a far scorrere, Stassi sposta, Stassi con spazio non lo trova più perché alza il muro la Margherites e quindi non trova lo spazio per andare a calciare il capitano del Bagheria, che ancora a terra. Messina per crampi stava per far andare in vantaggio il Bagheria. Messina, visto che prima è rimasto a terra per crampi, ha tenuto tutti in gioco, chiede adesso il cambio, non ce la fa più Messina con i crampi, lo vedete, non riesce più a correre qui davanti a Costa, saltella con difficoltà, Giglio manda lungo per Longo, ma il pallone è incontrollabile, ingestibile. Longo rimane lì a terra senza fretta, pallone buttato via, si autorizza il cambio per Messina. Messina ancora a terra per crampi, quasi in lacrime addirittura Messina, il nuovo capitano dopo l'uscita tante proteste, tanti duelli anche verbali tra gli uomini di entrambe le squadre. Non è ancora stato effettuato il cambio. Uscito adesso Messina, restituito il pallone entra in campo in errante per la Margheritese, se no è Mucus. Costa da Giglio, ancora l'11, punta proprio il neo entrato della Margheritese, allarga però bene da Rama. Quando siamo al 98 ci sarà sicuramente qualche altro minuto da recuperare, perché si è perso tempo anche in questi 8 di recupero. Giglio prova a calciare con il sinistro, toccato duro, non c'è nulla, Rama rimette dentro, secondo palo Stassi, segnalata posizione però irregolare ancora una volta da parte del guardaline sotto la nostra postazione, sempre molto attento l'assistente dell'arbitro. Lungo Cascio, Sant'Annera, posizione irregolare. Molto arrabbiato Longo con i suoi compagni, soprattutto con Sant'Annera che è rimasto in posizione di fuorigioco dopo il suo lancio. Qui D'Amico gestisce malissimo questo pallone, Rama per sua fortuna alle sue spalle a recuperare, Cagnina da allargare verso Costa, deve velocizzare l'azione il Bagheria se vuole andare a portarsi a casa i 3 punti. Gallina accelera dentro il pallone per Stassi, di poco, troppo lungo, non ne ha più Stassi e quasi si accascia a terra. Tutti con i crampi hanno dato tutto, i 22 in campo, 20 adesso dopo le espulsioni
di Castiglione e Caracappa. Vediamo quanto ancora farà giocare il direttore di gara. Sant'Annera non arriva, Zinna si impegna, Cagnina però tiene il possesso e gioca da Costa, che però si deve fermare, non sa chi servire, deve velocizzare il Bagheria ma fischia 3 volte il direttore di gara e manda tutti sotto la doccia, stremati i giocatori in campo. Finisce 1-1 fra Bagheria e Margheritese, punto che forse accontenta sicuramente di più gli ospiti che devono uscire dalle zone calde della classifica. Bagheria che aggancia il Montelever, che però ancora deve giocare. Un saluto da parte di Davide Sgroi e Sportisili.